Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio proporvi questa lezione che ha tenuto il gran maestro Damian Lemos, un gran maestro argentino, per quanto riguarda come scegliere la prossima mossa. Quindi all'interno di questa partita già in atto andremo a metterci un po' nei panni del nero e un po' nei panni del bianco per capire quali sono le mosse candidate da poter scegliere, perché abbiamo sempre un ventaglio di possibilità, alla fine dobbiamo cercare per quanto è possibile di giocare la migliore. Chiaramente non siamo dei computer, possiamo sbagliare, però andremo a vedere quali sono le valutazioni da fare. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire un pochettino la situazione qual è. La situazione è che il bianco può sferrare un attacco importante nell'arrocco avversario grazie a spinte di pedoni di rottura. A questo punto, una volta che questo pedone è andato via, questo alfiere si deve spostare, si può aprire appunto la colonna G e che si può mettere una torre che poi va ad attaccare frontalmente, oppure ancora si potrà spingere questo pedone, eccetera, eccetera, liberare la colonna H e avere così una batteria di torre donna che vadano poi a dare matto. Quindi queste sono le possibilità del bianco. In più può esserci anche un alfiere, quindi nel momento in cui questo pedone non ci sarà più, alfiere combinato con donna possono dare matto in H7. E queste sono tutte cose da valutare, cioè non sono eh, mosse troppo fuori dall'ordinario. Il piano del bianco potrebbe proprio essere questo. D'altro lato, c'è anche questa mossa molto forte che va a togliere l'alfiere dalla difesa di questo punto che attualmente è difeso dalla donna, però poi la donna rimane rilegata alla difesa di questo punto, quindi c'è anche questa mossa incombente che è molto forte. Il nero, quali sono le minacce del nero? Apparentemente sembra nulla, c'è questo alfiere che punta su questo pedone che è difeso dalla torre, e questo alfiere è in una posizione un po' passiva, sarebbe meglio riuscire a riposizionarlo meglio, però sembra che non ci siano altre soluzioni. C'è una donna che è all'attacco, però purtroppo non è sostenuta dall'alfiere, quindi è una donna un po' da sola. Anche qui bisognerebbe pensare a qualche spinta di pedone. Il problema è che spingendo il pedone eh, sia il cavallo che l'alfiere possono catturarmi questo pedone, quindi vado a perdere un pedone. Però potrebbe essere anche un sacrificio per aprire poi la colonna B e attaccare con la torre. Insomma, queste sono le idee di questo gioco. Il re bianco è al sicuro per il momento, il re nero un pochettino di meno. Ok, andiamo a vedere adesso la situazione e cosa è stato giocato, tenendo conto che adesso il tratto spetta al nero. Ora qui il nero ha analizzato un po' di varie possibilità, chiaramente ha visto questa mossa, chiaramente ha visto anche queste, allora ha pensato magari di giocare G7 G6. Il problema di questa mossa è che chiaramente permette al bianco un'entrata anche di questo tipo, il che anche qui potrebbe essere un sacrificio voluto. Il problema è che appunto dopo per esempio mosse come alfiere G7 che vadano a scacciare la donna e la donna può mettersi tranquillamente in H4, a livello pratico non c'è ancora nulla, però il problema è che nel momento in cui questa donna per esempio si sposterà, ci sarà l'avanzata di questo pedone che andrà a saltare l'arrocco avversario, andrà a distruggere la struttura pedonale e insomma non sarà poi così semplice da fermare. Quindi a livello magari di calcolo questa mossa può essere buona per il nero, a livello razionale un giocatore in partita non l'avrebbe mai giocata perché G6 gli sacrifichi un pedone e in più gli lasci proprio questa. Quindi il computer dice che è buona, però bisogna poi sempre andare dal lato umano e capire se in una partita come questa, una mossa del tipo G7, G6 si potrebbe mai giocare. Ok, quindi G6 è una possibile mossa, ma bisogna fare attenzione per via della presa in H6 e soprattutto della spinta del pedone in H.
quindi è una mossa da evitare. Un'altra possibilità è quella di giocare appunto B5, come abbiamo detto prima. B5 appunto permette al bianco innanzitutto di sviluppare l'alfiere e di mettere in comunicazione le torri. Però questo serve a noi come sacrificio, come diciamo, per aprire la colonna. Per esempio, adesso torre qui, l'alfiere supponiamo che se ne vada perché alla prossima io catturo con la torre, tu catturi col cavallo, io catturo con la donna e sono in vantaggio. Quindi l'alfiere è costretto per esempio a spostarsi e c'è questo tatticismo. Ti catturo il cavallo, tu non puoi catturare col pedone perché c'è l'inchiodatura. Chiaramente ci sono altre possibilità. Giochi A4, nessun problema, io ti gioco A6, sei costretto a spostare l'alfiere e ancora c'è sempre questo tatticismo. Quindi è chiaro che questo pedone non può essere catturato, almeno non con l'alfiere. E quindi questa è sicuramente una mossa buona. Ora a noi non serve andare a vedere poi tutto dopo come funziona, come continua, perché è chiaro, c'è anche questa. Adesso perché questo cavallo, questo pedone purtroppo ha tolto il controllo della donna su questo pedone. Quindi, però questa sarebbe una spinta dal punto di vista teorico, no? Per cercare di creare in qualche modo una rottura. E non ci interessa andare a calcolare fino in fondo poi tutto, insomma, tutto ciò che succede, no? Quindi ci sono alcune mosse che sono a livello di concetto e alcune mosse che invece sono a livello di calcolo. In alcune posizioni purtroppo bisogna ragionare di concetto, perché col calcolo non ci arriviamo, talmente che sono tante le possibilità. Quindi B5 è un'altra possibilità, oppure un'altra possibilità, sempre basata su un concetto, è quella di torre A8 C8, con l'idea di andare a sacrificare la qualità su C3. E questo è un sacrificio ricorrente, anche nella difesa siciliana, spesso vediamo questo sacrificio di torre sul cavallo in C3. E questo andrebbe a mobilitare un pochettino la situazione, perché sacrificio, pedone per, e a questo punto il re finalmente rimane un po' sguarnito, perché con questi due pedoni davanti, con l'alfiere che non può attaccare l'alfiere che non può attaccare lateralmente, questo alfiere che non riesce a essere incisivo, purtroppo il re è veramente in una gabbia d'oro. Quindi bisogna cercare di stanarlo. Quindi questa in effetti è stata poi la mossa che è stata giocata dopo le varie candidate che erano appunto G6 e B5. A questo punto come è andato avanti? Beh, il bianco ha proceduto un po' coi piani che avevamo detto prima. Ha giocato F5. F5 dà il via a due possibilità. Uno è quella chiaramente della ritirata in D7, magari con l'idea di portare poi questo alfiere in azione, eccetera, eccetera. La seconda idea è quella lì di lasciare l'alfiere qui e di sacrificare subito la torre sull'alfiere, sul cavallo. Anche qui a questo punto ci sono tantissime possibilità. Diciamo che erano buone entrambe queste mosse, sia la ritirata di alfiere che il sacrificio di torre. Però adesso essenzialmente bisogna capire se al bianco conviene più catturare subito l'alfiere o catturare subito la torre. Se a questo punto pedone per C3, qui il nero ha veramente tante possibilità, può giocare subito torre C8 e in caso di cattura di alfiere c'è questo attacco che è molto forte da parte della donna e qui appunto c'è la donna bianca che magari è costretta a tornare per un po' d'aiuto e a questo punto anche l'alfiere si riattiva e qui ci sono tantissime minacce molto forti. Oppure se anziché giocare subito torre C8 andiamo direttamente a catturare con la donna, anche qui in realtà ci sono diverse minacce. Dopo questa c'è donna B4, se il re va al centro c'è questa matto e il bianco è costretto a difendersi con questa, ma alla prossima è matto lo stesso, mentre se il re va nell'angolino chiaramente c'è sempre lo scacco di alfiere e a questo punto il bianco è costretto a sacrificare la propria torre e qui il re bianco è costretto poi a subirsi tutti gli scacchi della donna
con anche possibilità di questo tipo, cioè il re si sposta e quindi l'idea è quella di entrare con la torre e poi di supportare attacchi di questo tipo. Quindi ci sono veramente tante possibilità e qui il bianco non può pensare a tutte queste varianti. Cioè qui nei panni del bianco, dopo questa, non può pensare a cosa può accadere. Hai visto quante possibilità ci sono? Abbiamo visto che c'è torre qua, c'è subito cattura di donna, però non si sa bene poi come va a finire la partita. Quindi anche qui a livello teorico il bianco non cattura immediatamente la torre, ma cattura immediatamente l'alfiere, che è la mossa più corretta. A questo punto, dato che abbiamo ancora la torre sotto presa, torre C7. Così almeno salvaguardiamo la nostra torre e in caso di possiamo sostenere con l'altra torre o addirittura andare a raddoppiare le torri. Un'alternativa a torre C7 era anche torre A3, molto difficile da vedere ma c'è. Con torre A3 anche qui viene gola, no? Catturare subito la torre in questo modo. Purtroppo a seguito di questa mossa c'è donna B6, ancora una volta il re non può andare qui per via delle tante possibilità, torre C8, alfiere G5 scacco, quindi non conviene questa mossa, ma è costretto per esempio ad andare nell'angolino. E qui ancora una volta abbiamo la stessa combinazione di prima, alfiere per, se sacrificio di torre, tac, e anche qui possiamo sempre, il re si deve spostare, possiamo sempre catturare con entrata di torre in settima che supporta poi un attacco lungo la settima traversa. Quindi anche questa è sempre una mossa molto buona. In più la torre chiaramente fa sempre la funzione da esca per aprire un po' le varie porte, ma da A3 la cosa importante è che adesso c'è una minaccia concreta su A2, quindi qui bisogna correre assolutamente ai ripari, cioè non ci sono altre possibilità. Sempre torre A3 offre altre possibilità, sempre in caso di cattura, c'è sempre anche donna B6 e se adesso il bianco anziché andare in A1 o in C1 che abbiamo visto che sono perdenti va per esempio in C2 e anche qui c'è da divertirsi. Torre C8, re di 2, adesso catturo questo pedone di donna dando scacco e per esempio se ci pariamo con l'alfiere c'è torre C2, una mossa veramente fortissima, l'alfiere non può catturare, intanto è scacco, qui bisogna catturare per esempio col re e ci sono due matti, o c'è subito il matto in B2, il re non ha via d'uscita, oppure donna in C3 scacco e alla prossima c'è il matto. Quindi hai visto come questi sacrifici in realtà sono più di concetto, qui il nero sapeva di avere un attacco forte dopo questa mossa. Chiaramente non aveva potuto calcolare tutte le possibilità, doveva calcolare cosa succedeva dopo re A1, dopo re C1, dopo re C2, neanche 30 minuti sull'orologio ti bastano per calcolare tutte queste varianti e possibilità. Sono sacrifici di concetto, cioè basati su una valutazione della posizione e spesso queste valutazioni di carattere generale su concetti, su principi studiati valgono molto più di un calcolo approfondito, perché spesso noi magari ci incaponiamo su un dato ramo di una variante quando in realtà magari non era neanche la variante più forte, il nostro avversario ci gioca altro e quindi ci vanifica tutto il lavoro di calcolo che abbiamo fatto fino ad ora. Ok, spero che questa lezione sia stata d'aiuto, è stato bello partire da una posizione iniziale come questa e capire un pochettino, andiamo indietro, quali erano le mosse per entrambi gli schieramenti. Qui, giusto per darti una valutazione finale, il computer dà un leggero vantaggio del nero, da -1 per il nero, quindi probabilmente non l'avresti mai detto vedendo appunto questa situazione qui del bianco, però in questa situazione chiaramente il computer può calcolare, lo sa,
però magari un essere umano non avrebbe mai detto che qui il vantaggio è del nero. Bene, iscriviti al canale per rimanere aggiornato sui prossimi video e noi ci vediamo presto. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!